Polemica Casa di Riposo, passa al contrattacco l'ULSS 2 sulla vicenda della struttura di Conegliano. Siamo stati infangati ingiustamente, dice il direttore Benazzi, ora portiamo le carte in procura. Nel frattempo, da 2 settimane l'andamento dell'epidemia in Veneto è in discesa, diminuiscono i ricoverati e i pazienti nelle terapie intensive. Un drammatico report della regione sugli effetti del coronavirus nell'economia: dal 23 febbraio persi 50.000 posti di lavoro. Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio con alcune singole eccezioni dal 27 aprile per realtà già in regola con i protocolli di sicurezza, potrebbe essere una delle ipotesi per la fase 2. Grave incidente stradale all'alba di oggi a Ponte della Priola, 28enne si schianta con l'auto contro un cordolo del ponte sul Piave. Rifiuti gettati lungo le strade, la polizia locale di Treviso con agenti in borghese e fototrappole scopre 4 ecovandali, tra loro anche una insegnante. Castelfranco Veneto ha vinto la prima edizione del Festival dei Piccoli Borghi d'Italia. Il video sul comune trevigiano prodotto nella primavera del 2019 ha ricevuto 4.563 preferenze. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ancora ovviamente l'emergenza coronavirus in primo piano, a partire dal bollettino, come sempre con i dati regionali. Che parlano nella giornata di oggi di più 334 casi positivi in Veneto, di questi più 35 nel focolaio, diciamo, della zona di Treviso, ma il dato più importante ovviamente, come sappiamo, il dato dei casi positivi è anche da leggere in duplice modalità, con l'aumento esponenziale anche dei tamponi che vengono effettuati. Un dato importante riguarda i casi attualmente positivi che scendono sotto le 10.000 unità, 9.991. Sotto le 10.000 unità anche le persone in isolamento domiciliare, e continua a scendere il dato delle persone ricoverate sia in area critica, cioè in terapia intensiva, sia in area non critica, meno 25 in area non critica e meno 14 in terapia intensiva, dove adesso risultano essere ricoverati 163 persone in tutto il Veneto, più 17 nelle ultime 24 ore il numero purtroppo dei decessi, uno di questi nel Trevigiano all'ospedale di Oderzo. Resta ovviamente appunto il dato drammatico dei decessi e il dato drammatico del fronte delle case di riposo. E a proposito di case di riposo, oggi l'ULSS 2 sulla polemica di Casa Fenzi di questi giorni è andata al contrattacco. Noi dobbiamo difendere l'operato dei nostri collaboratori e il buon nome dell'azienda ULSS. Per cui, proprio per questa trasparenza massima, trasmetteremo la documentazione in procura, perché solo la procura può fare chiarezza, massima chiarezza. Portiamo le carte in procura, anche perché siamo, come dire, stati infangati, e noi riteniamo anche ingiustamente. Casa Fenzi, l'ULSS 2 non ci sta a vedersi addossare responsabilità sulla gestione nella casa di riposo coneglianese dell'emergenza Covid, su cui pesa un esposto presentato dai familiari degli ospiti. In diretta a Facebook il direttore generale Benazzi ripercorre le azioni dell'ULSS dai primi provvedimenti datati 24 febbraio in poi: fornitura di dispositivi, screening di ospiti e operatori, individuazione di nuclei di isolamento, evitare i percorsi comuni. Ecco, e qua ovviamente era importante, ma ci è stato riferito che per esempio la Fenzi qualche ospite autosufficiente si è spostato all'interno degli spazi comuni, e questo non andava bene. RSA supportate passo dopo passo, dice Benazzi, compresa a Casa Fenzi, da cui arrivavano però segnali contraddittori. Il 15/4 il presidente della casa di riposo Fenzi ci scrive che perdurano delle difficoltà varie all'interno della casa di riposo. Quando uno pensa a difficoltà vuol dire che siamo in un gran casino, quindi attenzione, siamo tutti. E poi esattamente il giorno dopo, il 16, ci chiede di riprendere nuovi accoglimenti. Con i risultati che è poi il direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS Del Re a tradurre in numeri. Positivi 112, pari al 58,95%, e negativi 78, pari al 41,05%. E questa è la percentuale più bassa in assoluto in tutte le strutture per quanto riguarda i negativi. Noi non vogliamo gettare la croce addosso a qualcuno, lungi da noi, però non vogliamo essere accusati ingiustamente.
Carte in procura per quello che è il caso più complesso nel panorama delle RSA trevigiane, 33 quelle completamente Covid-free, in particolare nell'Alta Marca e nell'Asolano. Tra le strutture in cui si è concentrata l'attenzione invece il GRIS di Mogliano. L'Istituto Costante GRIS su 131 ospiti ha positivi 61 pari al 46,56% e negativi 70 pari al 53,44%. Case di riposo che restano il fronte principale dunque, che con il caso Fenzi lasciano l'ambito strettamente sanitario per sconfinare in quello giudiziario. E poi c'è il fronte economico, il primo report della Regione dall'inizio delle restrizioni e del lockdown, ed è un report disastroso. 50.000 posti di lavoro dipendente persi in Veneto dall'inizio dell'emergenza Covid, vale a dire il 3% del totale. A 2 mesi dall'introduzione delle prime misure contro il dilagare del contagio, il report della Regione sulla situazione occupazionale registra un risultato drammatico. Tra mancate assunzioni ed effettiva diminuzione del personale dipendente sono stati persi in media 6.000 posti di lavoro alla settimana. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan parla di bollettino di guerra dopo l'applicazione dei provvedimenti disposti dal governo. Calo dei posti dovuti al crollo delle assunzioni, addirittura del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un dato che ha interessato tutte le tipologie contrattuali. Come era prevedibile, il turismo, il settore maggiormente colpito. Da solo ha perso 24.000 posti, ma in seria difficoltà si sono trovate anche altre attività che hanno dovuto subire uno stop prolungato. Tessile e abbigliamento, legno mobilio, le produzioni in metallo, le attività professionali e l'editoria. A fare da diga, almeno parzialmente, a questa emorragia, agricoltura, industria alimentare, sanità, servizi sociali e industria farmaceutica. Attività essenziali che hanno retto e il cui calo si è fermato al 20%. Una situazione che peggiora di giorno in giorno. Stiamo provando, spiega Donazzan, a convincere il governo della necessità di superare la limitazione del codice Ateco. L'unico tema che va affrontato è quello del rispetto o meno per l'azienda dei requisiti di sicurezza, pena un ulteriore peggioramento di quello che viene già definito il disastro occupazionale. Allora, per questo si attende ovviamente il tema delle riaperture e le decisioni del governo. Ci sono ipotesi su ipotesi, riunioni, task force, il governo dal 4 di maggio, l'ipotesi anche di riapertura prima eventuale per alcune realtà, ad esempio dal 27 che potrebbero riaprire per realtà che sono già in regole con la sicurezza, ma è appunto un'ipotesi sul tavolo. Come ipotesi sul tavolo, ed è un'ultima ora, la possibilità di permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio comune e all'interno delle singole regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intraregionali. È un'ipotesi, a quanto si apprende da diverse fonti, citiamo un lancio di agenzia ANSA, sul tavolo del governo in vista dell'avvio della cosiddetta fase 2. Nulla di deciso, viene spiegato dalle fonti, ma questo sarebbe al momento l'orientamento prevalente, e cioè, lo ribadiamo, permettere dunque lo spostamento fuori dal proprio comune dal 4 maggio e all'interno della regione, ma non tra regione e regione. È una delle ipotesi sul tavolo a partire dal 4 di maggio, e poi ci sono le altre ipotesi, come dicevamo, sulle aperture. Tutto questo mentre in Veneto la curva del contagio a quanto pare sta scendendo. Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni però già dal 27 aprile per quelle realtà in regola con i protocolli di sicurezza. Sarebbe questo lo schema discusso dal Premier Conte con Vittorio Colao, a capo della task force incaricata di delineare gli scenari della cosiddetta fase 2. Sono ore, giorni decisivi questi per disegnare il post-Covid in Italia. Tra venerdì e sabato il Presidente del Consiglio indicherà il programma della ripartenza. Intanto nel pomeriggio incontro della cabina di regia con gli enti locali e in serata Consiglio dei Ministri sul documento di economia e finanza. Questa settimana è cruciale rispetto ai provvedimenti del governo, non escludiamo che si vada nella direzione di avere già nelle prossime ore. Noi domani dovremmo avere una prima riunione importante tra presidenti di regione, nella quale faremo un punto finale prima dell'ultimo confronto col governo rispetto alle aperture. Da 2 settimane l'andamento dell'epidemia in Veneto è in discesa, diminuiscono i ricoveri e i pazienti nelle terapie intensive, dati che arrivano quando il lockdown, come lo si è inteso dall'inizio, in regione non esiste più. Un 40-50% l'abbiamo raggiunto, il che non è una colpa, però io posso anche portare un'esperienza. Dopo 15 giorni di questa situazione si continua a scendere. Quando noi abbiamo tolto i 200 metri da casa,
avevamo la preoccupazione della recrudescenza, no? Della ricaduta. Abbiamo visto che in 15 giorni non abbiamo avuto ricadute. Perché? Perché i cittadini rispettano le regole. Intanto i direttori generali delle USL venete hanno contattato i rispettivi operatori del turismo raccogliendo le loro indicazioni per la ripartenza del settore. Il governo vuole stilare, diciamo, le norme di uso e manutenzione, diciamo, le procedure da rispettare a livello nazionale. Ovviamente bisognerà un po' discutere, insomma, scusate, io non sono un clinico, ma quando leggo nella bozza che uno va in spiaggia, vuole misurare la temperatura, sto pensando che fuori sono 38 gradi, non so se misura 36 il termometro, prima roba, e dopo si legge che se vai a farti un bagno devi tornare su, acqua salata, sale batteriostatico, no? Almeno quello. Esci dall'acqua, c'è l'obbligo di fare la doccia col sapone biodegradabile. Se queste sono le norme mi preoccupo. Il Presidente è poi tornato a parlare dell'obbligo dell'uso della mascherina per limitare i contagi, questo anche dopo il 4 maggio, quando si uscirà in strada seppur da soli. La conferenza stampa odierna ha visto la firma dell'accordo di programma per il nuovo ospedale di Padova e così quando Zaia ha lasciato il posto al sindaco Giordani per l'intervento c'è stato spazio per uno scambio di battute tra i due. Io passerei la parola al sindaco Giordani, quindi cedo il posto solo momentaneamente. Non mi candido, tranquilli. No, dalla Santa è il mio lavoro. E continua la gara di solidarietà per la sanità veneta. Ora sarà possibile donare anche tramite il circuito di pagamento digitale PagoPA, collegandosi al portale istituzionale www.regione.veneto.it e utilizzando la carta di credito. Nel decreto aprile del governo ci sarà un automatismo per gli autonomi, le partite IVA, non si dovrà quindi ripresentare la domanda per gli 800 euro. A confermarlo oggi il sottosegretario all'economia Baretta, che ha parlato anche del piano atteso per il turismo. Italiani in Italia innanzitutto sarà diciamo lo slogan, e quindi io resto in Italia, ecco sì, esatto. Anzi, probabilmente io resto a Venezia, io resto in Veneto, nel senso che poi dovremo anche favorire un turismo di vicinanza. Quello che potrebbe sembrare uno slogan con tanto di possibile hashtag "Io resto in Veneto" è la prospettiva per la stagione 2020, dove a fare la differenza saranno i flussi interni. Anche per questo l'esecutivo procede nella predisposizione di un piano ad hoc per il turismo con alcuni punti fermi. Crediti d'imposta e bonus vacanze sono le due strade che pensiamo più immediate, oltre a quelle cassa integrazione eccetera. Però il turismo sì, un piano preciso di cui Venezia e il Veneto ne godranno. Ma per progettare almeno una gita fuori porta, bonus vacanze a parte, ci vogliono quei soldi che adesso per molte famiglie scarseggiano. Partite IVA e autonomi in primis, per loro con il decreto aprile si andrà verso un automatismo per gli 800 euro, non più 600. Di fatto proprio per accelerare l'erogazione, superando i ritardi iniziali, stiamo pensando che non serva rifare un'altra domanda, reiteriamo chi ne ha diritto e glieli diamo direttamente, passando a 800. Resta il sostegno alle imprese, più che a contributi a fondo perduto si pensa a interventi sulle spese fisse, leggi bollette. Stabiliamo invece che noi gli togliamo l'affitto, gli togliamo le bollette, gli togliamo alcune tasse che dovranno pagare, quindi cose concrete e misurabili. Stiamo lavorando per avere un intervento a fondo perduto per questa tipologia diciamo per le spese fisse. C'è poi il fronte dei comuni che in Veneto, attraverso i sindaci dei capoluoghi, ha inviato un documento al governo partendo dai mancati introiti e dalla necessità di nuove risorse, governo che conferma la volontà di trasferire 3 miliardi di euro ai municipi, somma sufficiente, dice Baretta, per consentire agli amministratori di adottare nuove misure, come nel caso dei plateatici dei locali pubblici, alle prese con le imminenti prescrizioni sui distanziamenti. La parte esterna nel periodo estivo è molto importante, quindi è chiaro che il plateatico, come si chiama in gergo, va ripensato. Sì, questa è una parte in cui i comuni devono fare la loro parte. E poi c'è il tema sempre caldissimo della app per tracciare i contagi, app che non sarà, lo ha ribadito Conte anche ieri, obbligatoria, ma comunque resta un fronte di dibattito. Ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti veneti di privacy, l'avvocato Lucia Bressan.
Il diritto alla privacy non è tuttavia un diritto assoluto, cioè è un diritto che comunque può essere compresso, può essere limitato a fronte di esigenze o a fronte di necessità collettive. Insomma, il diritto alla privacy può essere compresso di fronte a un bene giuridico come la tutela della salute, diritto individuale contro diritto collettivo, ma se compressione della sfera della riservatezza deve proprio essere, allora servono limiti precisi, come afferma Lucia Bressan, avvocato trevigiano di diritto internazionale tra le massime esperte di privacy. L'app Immuni, garantiscono i creatori, poggia sulla tecnologia Bluetooth e non sulla classica geolocalizzazione, differenza non da poco. Da quanto dicono i tecnici, non stiamo parlando comunque di una tecnologia che si basa sulla geolocalizzazione e quindi un controllo non è un controllo proprio diretto, posto che comunque, ripeto, i tecnici dicono tra l'altro che i dati sarebbero minimizzati o comunque anonimizzati. Certo, la garanzia di sicurezza totale non esiste, sottolinea Bressan, per la quale il problema semmai è un altro, ovvero l'informativa che deve precedere ogni trattamento dei dati personali, sanitari in primis. Nel caso di specie manca totalmente la cristallina trasparenza e quindi l'informazione da parte del governo su moltissime cose, cioè se io do il consenso, in realtà alla base ci deve essere tutta l'informazione che riguarda proprio il trattamento che ne verrà dato. C'è poi l'operatività. Un'app del genere funziona solo se viene scaricata da almeno il 60% della popolazione. Tutti gli smartphone che abbiamo possono reggere questa tecnologia. Moltissimi bambini, per esempio, che non hanno appunto gli smartphone, gli anziani che hanno degli smartphone probabilmente di vecchie tecnologie, probabilmente sono esclusi da questo tipo di monitoraggio. Monitoraggio che necessita di una strategia magari coordinata anche dal garante europeo della privacy. La fretta non ci sta aiutando ad avere un controllo strategico e concreto, ecco, utile, vorrei dire veramente utile. Nel frattempo, un altro fronte molto più concreto, diciamo, i disagi continuano negli ecocentri. Questo è uno scatto di oggi al CERD di Treviso, abbastanza eloquente della coda che si è creata. E allora il Comitato di Bacino Priula, in riunione straordinaria, ha stabilito nella giornata di oggi che venerdì 24 aprile tutti gli ecocentri saranno aperti mattina e pomeriggio con i consueti orari svolti al sabato, perché il 25 aprile, sabato, gli ecocentri saranno chiusi in occasione della festa della liberazione. Quindi ricordatevi, il venerdì 24 tutti gli ecocentri saranno aperti mattina e pomeriggio, ovviamente della zona servita dal bacino Priula. Tutti aperti mattina e pomeriggio con i consueti orari svolti al sabato, quindi saranno aperti venerdì e non sabato. Restano valide le modalità di accesso, ovviamente, e anche il divieto, insomma il consiglio di evitare gli assembramenti, il mantenimento delle distanze di sicurezza e di andare all'ecocentro solo se effettivamente necessario, anche per evitare immagini e situazioni come quelle che abbiamo appena visto. A riaprire è anche ad esempio una realtà come il cimitero, non dappertutto, anzi sono pochi i comuni che hanno riaperto, ad esempio uno di questi è Montebelluna. Un momento atteso da molti, poter andare al Camposanto a trovare i propri cari, poter mettere un fiore, a sistemare le tombe, dire una preghiera. Dopo quasi 2 mesi alcuni cimiteri hanno riaperto i cancelli. A Montebelluna questa mattina i cittadini sono potuti rientrare rispettando ovviamente le regole di sicurezza, mascherine e guanti. Poca gente in silenzio rispettando questo momento. È un pezzo che non veniamo, quindi dobbiamo controllare un po' la situazione. Purtroppo così no. Ecco, come avete vissuto questa chiusura del cimitero in questo periodo? Io ho pianto perché mio marito e desideravo solo anche venirlo a trovare. Per chi ama ogni tanto venire a trovare i propri cari era un peccato, anche perché chi ha i fiori finti va bene, ma in certi casi ci sono le piantine fresche, i fiori freschi da cambiare. Arrivano alla spicciolata, non si avvicinano l'uno con l'altro, ma vanno verso i loro cari. Qualcuno cambia i fiori ormai secchi, altri sistemano le tombe. Un momento atteso dalla gente. Tanto proprio perché insomma io ho mio fratello che è giovane qua e perciò attendevamo proprio di poter venire, mio papà anche, tutti insomma. Ecco, sì, una cosa disastrosa perché insomma è morto fuori tutto e tutto quanto. E ho il marito qua e
ho messo i fiori nuovi perché quelli altri si sono seccati tutti ormai. Quindi è importante alla fine avere anche questi luoghi di culto aperti. Sì, sì. No, non so neanche, non ho capito perché hanno chiuso. Lo attendevo con ansia perché questo è il mio punto di riferimento importante. E non capisco per quale motivo l'hanno chiuso, perché non c'è folla qui, non c'è pericolo di contagio. Fondamentale per evitare ulteriori provvedimenti è rispettare le regole. Se le persone sanno rispettare le misure di sicurezza, eccetera, penso proprio di sì. Prima di andare in pubblicità vi ricordo l'ultima ora con le indiscrezioni dal tavolo del governo in attesa dell'avvio della fase 2. C'è anche l'ipotesi, ve lo ricordo, che dal 4 maggio siano permessi gli spostamenti anche fuori dal proprio comune e all'interno delle singole regioni, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità tra regione e regione. Appunto un'ipotesi, a quanto si apprende da diverse fonti sul tavolo del governo in vista della fase 2, nulla di deciso, ma potrebbe essere l'orientamento previsto, quindi lo spostamento fuori dai comuni, al di là delle modalità, insomma, lavoro, salute e necessità, la possibilità quindi di spostarsi dai comuni dal 4 maggio è una ipotesi sul tavolo e si potrebbe andare verso quell'orientamento sempre dal 4 di maggio. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, di nuovo il telegiornale di Treviso. Non bastassero gli effetti nefasti del coronavirus, per l'agricoltura c'è anche il problema in queste settimane della siccità. Terra diventata polvere e quando si irriga è questa la situazione dove non arriva l'acqua. Siamo tra i filari di Raboso della piana trevigiana in Sinistra Piave e questi sono gli effetti della mancanza di pioggia dal dicembre scorso. Una situazione già difficile in primavera che rischia di diventare un devastante problema se continua così. Noi abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo visto che l'ultima piovosità importante è di dicembre, poi i primi 4-5 giorni di marzo ha fatto un po' di acqua, ma sui nostri terreni sciolti comincia a essere un problema, dovremo cominciare a pensare a soccorrere le colture e in particolar modo a capire come fare le semine, perché altrimenti sarà un grosso problema. 1,4 mm di pioggia a gennaio, 2,2 a febbraio sono solo alcuni dati di un clima che invece è stato costantemente quasi temperato per tutto l'inverno, con indici di evaporazione decisamente fuori stagione. L'unica soluzione è l'irrigazione con impianti divenuti perenni tra i vigneti. È l'ennesimo segnale del cambiamento climatico, che significa pescare dei pozzi o deviare dai fiumi, come per il Piave che è già in secca. Acqua che viene già a mancare ancora prima che spuntino i germogli del mais, una delle culture ambite per la filiera degli allevamenti. Il mais è la cultura che consuma acqua per eccellenza. Oggi alcune zone sono state seminate, alcune stanno ancora attendendo. Più aspettiamo, peggio è, quindi potrebbe essere che avremo della carenza di prodotto. Il risultato sarà, se non piove, da una parte la perdita del pur esiguo guadagno dei coltivatori e contemporaneamente un inevitabile aumento dei prezzi per i consumatori. Se il Padre Eterno ci dà una mano risemineremo, però visti i margini che abbiamo nelle colture estensive e nei seminativi, riseminare vuol dire perdere la produttività, la marginalità. La cronaca adesso con un grave incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Ponte della Priula. Un boato all'alba, un 28enne si è schiantato sul ponte della Priula intorno alle 5 del mattino. Il giovane, operaio, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro quando lungo la Ponte Bana ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro le strutture del ponte. Un impatto violentissimo, la macchina ha colpito un cordolo ed è letteralmente decollata verso il lato sinistro della carreggiata, finendo poi capovolta. Il 28enne è rimasto incastrato tra le lamiere della sua Alfa Romeo. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti da Conegliano e Treviso a liberarlo e affidarlo nelle mani degli uomini del SUEM 118. Il ragazzo portato in ospedale sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. L'automobilista residente a Susegana procedeva da Treviso verso Conegliano quando, superata la rotatoria, ha colpito il cordolo.
Non solo i controlli anti-Covid, chiamiamoli così, nel mirino della polizia locale ci sono sempre a Treviso gli ecovandali, stangati in 4 e tra questi purtroppo c'è anche una insegnante. Sono 26 le sanzioni da 400 euro elevate da inizio anno dal nucleo antidegrado della Polizia Locale di Treviso nei confronti di altrettanti ecovandali. Gli ultimi 4 in ordine di tempo sono stati individuati negli ultimi giorni grazie a servizi in borghese e all'ausilio delle fototrappole che hanno immortalato l'abbandono dei sacchetti di rifiuti. 4 persone sono state individuate e sanzionate. 2 persone sono state ritrovate in modo particolare in vicolo Caposile, una zona che era stata attenzionata ormai da qualche settimana, viste le segnalazioni che erano pervenute al comando di continui abbandoni in questa zona. Grazie a delle telecamere nascoste e ad alcune fototrappole siamo riusciti ad individuare queste 2 persone, una persona di 40 anni e una di 34, residenti poco vicino. Questi 2 cittadini si sono visti consegnare una multa da 400 euro, cifra che dovranno pagare altri 2 ecovandali sorpresi a gettare rifiuti domestici. Si tratta di una ventenne che intorno alle 10 del mattino aveva abbandonato un sacchetto pieno di immondizie mentre si recava a fare la spesa e una docente di una scuola secondaria. Abbiamo le prove, spiega il comandante Gallo, che la signora aveva più volte abbandonato alcuni sacchetti. Dopo le ricerche per nulla facili e indagini accurate, attraverso la videosorveglianza siamo risaliti al nominativo. Conclude il comandante, che poi avverte i cittadini. Il lavoro degli agenti del nucleo antidegrado non si ferma. I controlli poi sono continui, perché noi abbiamo posizionato fototrappole in tutta Treviso, abbiamo delle telecamere nascoste e facciamo anche servizi in borghese sia negli orari normali di lavoro, quindi durante il giorno, ma anche in orari, chiamiamoli strani, cioè al mattino molto presto, oppure di sera e anche di notte se serve. Una buona notizia per Castelfranco Veneto, che ha vinto la prima edizione del Festival dei Piccoli Borghi d'Italia. Il video sul comune trevigiano, prodotto nella primavera del 2019, ha ricevuto 4.563 preferenze su 19.994 voti totali espressi, precedendo sul podio la pugliesi Manfredonia e San Martino in Badia, portacolori del Trentino Alto Adige. 20 docufilm, uno per regione, che hanno preso parte alla competizione online in questa prima edizione del concorso. Al comune di Castelfranco verrà consegnata una targa e assegnato anche un buono del valore di 2.000 euro per l'acquisto di attrezzature per la proiezione e la diffusione dei filmati. Ovviamente la soddisfazione del sindaco di Castelfranco, nonché presidente della provincia, Stefano Marconna. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus, perché è partito il confronto tra l'ULSS Dolomiti e gli operatori turistici in vista della cosiddetta fase 2. Lunedì abbiamo avuto, su mandato della Presidenza della Regione, un confronto in videoconferenza con gli operatori turistici della nostra provincia. Abbiamo, diciamo così, ascoltato quelle che sono le loro preoccupazioni. La ripresa dell'attività turistica in provincia di Belluno è uno fra i temi inseriti nell'agenda di ULSS Dolomiti. Le preoccupazioni degli operatori del settore sono tante alla luce dell'avvio della fase 2, che sarà comunque ancora di emergenza. Nel consueto punto stampa del mercoledì, il direttore generale Adriano Rasi Caldogno ha spiegato la strategia che consentirà di mettere a punto linee guida volte a garantire la sicurezza collettiva. Sia per i gestori, per i loro dipendenti e direi assolutamente per tutta la clientela che vorrà usufruire, diciamo, della splendida offerta delle nostre Dolomiti. A breve ULSS Dolomiti trasmetterà suggerimenti e osservazioni da tenere presente nella stesura dei protocolli per la ripartenza. Rasi Caldogno si è soffermato poi sui numeri dell'emergenza. A ieri in provincia sono stati eseguiti circa 15.300 tamponi e di questi più di 6.500 sono stati effettuati sul personale sanitario. 5.312 i test sierologici somministrati in larga maggioranza agli ospiti delle case di riposo. Delle 29 strutture per non autosufficienti convenzionate ULSS in provincia, 18 sono totalmente libere da contagio, che invece è presente in 11 case di riposo.
Riposo. La situazione più critica è quella della Padre Colbe di Pedavena, a seguire la casa di riposo di Trichiana. In entrambi i casi l'ULSS ha garantito supporto, monitoraggio e controllo. Dal 21 febbraio scorso i casi positivi nel Bellunese sono 967, gli attualmente positivi 718, di cui 333 nelle case di riposo. 1259 persone sono attualmente in isolamento fiduciario. I sanitari positivi al Covid-19 sono 50 su un totale di 3.650. E oltre 45.000 euro erogati invece dal Comune di Feltre sotto forma di buoni spesa distribuiti ai cittadini. A 2 settimane dall'avvio delle procedure per l'assegnazione dei cosiddetti buoni spesa, la misura messa in atto dal Governo per fronteggiare l'emergenza legata alla necessità dei beni primari di sostentamento, il Comune di Feltre ha soddisfatto 135 richieste erogando oltre 45.000 euro, una cifra ragguardevole che corrisponde oltre il 40% del totale assegnato al Comune, 109.000 euro, e che attesta l'effettivo stato di necessità in cui si sono venuti a trovare alcuni cittadini e nuclei familiari. È anche interessante vedere la tipologia delle persone che hanno fatto richiesta, una tipologia variegata, e sono nella maggior parte dei casi, anzi nella quasi totalità dei casi, persone che hanno avuto o riduzioni del reddito o addirittura proprio sospensione totale del reddito a causa delle misure di contenimento e di distanziamento sociale messe in atto dalle misure restrittive del governo. L'analisi dettagliata dei richiedenti che hanno già avuto accesso alla misura redatta dai servizi sociali dell'azienda feltrina per i servizi alla persona evidenzia come le categorie che hanno fatto maggiormente ricorso al buono spesa siano quelle degli operai, 35 domande, seguita dai titolari e lavoratori nel mondo dei bar e della ristorazione, in totale 26, e da altri operatori del settore commerciale, commesse, ambulanti, parrucchieri ed estetiste. Una dozzina sono anche le domande avanzate da lavoratori, sia titolari che dipendenti del mondo artigiano. Fra le motivazioni prevalgono in 77 casi la sospensione dell'attività a causa delle misure di contenimento dell'epidemia e l'attesa della cassa integrazione guadagni in 34 casi. Ma poi ci sono il mancato rinnovo del contratto di lavoro o la mancata convocazione a chiamata per le medesime ragioni. L'emergenza non è peraltro conclusa. Il Comune deve erogare ancora circa 65.000 euro. L'amministrazione sta vagliando i casi e stiamo ragionando sul da farsi per uscire a breve con o la riproposizione dell'avviso o misure che siano sulla stessa falsariga per continuare a sostenere dal punto di vista dei generi alimentari e dei beni di prima necessità persone che in conseguenza delle misure del governo abbiano l'obbligo di continuare a tenere chiusa la propria attività, oppure i dipendenti che siano a casa, eccetera. Adesso la nostra rubrica dei bimbi in TV, il racconto dei più piccoli al tempo del coronavirus. Stasera i video di Giacomo di Nervese della Battaglia, Giada di Meolo, Luca da Cendon di Slea, Leonardo di Castello di Roganzuolo, frazione di San Fior nel Trevigiano, e Matilde di Caneva in provincia di Pordenone. Guardiamoli. Brava Matilde alle prese, credo, con il pane, bravi tutti. Continuate allora a mandarci i vostri video, come sempre, ecco i riferimenti via WhatsApp al 351 175
5340 e ogni sera noi vi mostreremo i video che avete realizzato con i vostri piccoli, insomma i bimbi in TV, il racconto di questo periodo particolare in casa o nei vostri giardini. Siamo in chiusura, vi lascio al meteo, vi ricordo che fra pochissimo continua l'edizione straordinaria fino alle 21 con Daniela Sizia, tanti temi sul piatto, il lavoro, la scuola, la politica. Vedremo allora fra pochissimo con Daniela Sizia. Bentrovati al meteo. Tempo ancora stabile sul nostro territorio, alta pressione sempre ben presente, con clima decisamente caldo ma gradevole. Il dettaglio di giovedì 23 aprile. Sul Veneto tanto sole, sarà asciutto ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutte le province della nostra regione. Qualche addensamento sarà possibile ma generalmente innocuo sui settori montuosi. Temperature minime fino a 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 23 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con la presenza del sole un po' dappertutto e senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 23 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, localmente con qualche nube sui settori di confine, ma in genere non ci saranno conseguenze. Temperature minime sui 6-7 gradi, massime fino a 23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.